Eccoci qui di nuovo assieme ad ore 7, è arrivato il momento dell'ospite, ci colleghiamo via Skype con il sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò, buongiorno, ben trovato, bentornato ad ore 7. Buongiorno Alexis e buongiorno a tutti gli spettatori di Telefriuli. Ci sono delle belle novità a Precenicco, insomma è stato un anno difficile, però siete riusciti a portare avanti diversi progetti, in particolare uno, di cui abbiamo anche un video, della scuola primaria di Precenicco, una scuola tutta nuova e che accoglie i vostri alunni in questi giorni. Certo Alexis, è vero, a settembre avremmo voluto inaugurare con tutti gli onori il nuovo edificio rinnovato, risistemato dal punto di vista energetico, sismico, dal punto di vista del comfort per i nostri bambini. Chiaramente è solo un appuntamento rinviato a causa della pandemia che ben tutti conosciamo. Ma questi spazi che sono sicuri perché hanno una certificazione di vulnerabilità sismica che li mette alla stregua di un edificio pari al nuovo, invece sono del 1934 originari, quindi siamo riusciti a conservare la struttura nella sua storicità e nella sua bellezza, perché l'edificio oggettivamente è una parte importante della comunità di Precenicco che tutti conoscono e tutti riconoscono anche passando per la strada. E che cosa c'è da dire però? Che abbiamo voluto renderlo sicuro per i nostri bambini e offrire questa sicurezza e questo nuovo edificio a tutto il territorio della Bassa Friulana Occidentale. Scuole aperte adesso, quindi c'è tutta un'informazione che in questi giorni in tutti i comuni stanno portando avanti proprio per presentare al meglio le proprie scuole. Voi la presentate proprio completamente nuova, ristrutturata e già questo è un bel biglietto da visita. Assolutamente, ma non solo, perché al di là dell'edificio, della sua sicurezza e della sua salubrità dal punto di vista dell'energia, quindi serramenti, cappotti, eccetera, ma anche molto come offerta formativa che la scuola primaria dà ai suoi studenti, ma anche che il comune, assieme alla scuola primaria, propone, vale a dire tutta una serie di attività ulteriori che vengono anche sostenute dall'amministrazione comunale, come ad esempio la psicomotricità, come ad esempio delle ore integrative in lingua inglese, per cui un docente madrelingua che entra nella scuola e che aiuta i nostri bambini e i bambini del territorio a imparare ancora meglio e più velocemente la lingua straniera, oppure la dotazione nuova di 18 laptop per poter utilizzare in forma corretta la digitalizzazione più spinta, insomma, no? E quindi fin da bambini imparare correttamente l'uso di questi dispositivi e per questo anche i docenti sono stati formati e questa è una sinergia molto bella fra gli intenti dell'amministrazione che erano quelli di voler dare una spinta di caratterizzazione forte alla nostra scuola e l'apertura del dirigente scolastico, ma anche del corpo docenti che si è reso disponibile a lavorare in questo senso. Per cui da questa sinergia sta nascendo questa scuola, chiamiamola così, 4.0. Bene, questa è una bella novità, come le altre, c'è la nuova sede della biblioteca comunale aperta anche con un servizio di consegna dei libri a domicilio e questa è una cosa interessante. Le tribune del nuovo campo sportivo, rifacimento della pavimentazione in porfido in piazza del Porto e poi la pista ciclabile, Aster Bike, completati i lavori anche della pista ciclabile, questo è anche un altro aspetto interessante dal punto di vista turistico. Moltissimo, infatti Alexis, questo sta diventando uno dei progetti più importanti del territorio della Riviera Friulana. Per quale motivo? Perché appena tutti gli anelli verranno congiunti, si formerà una pista che da Lignano può portare verso Villa Manin e da Latisana Ronchis verso San Giorgio di Nogaro Porpetto, con due assi trasversali che intersecano la cosiddetta cicloturistica FVG2 di rilevanza nazionale e internazionale.
e noi siamo dentro completamente con le bellezze naturalistiche, con i percorsi che sono appunto cicloturistici. Non si passa la maggior parte del tragitto sulle strade asfaltate, ma si passa all'interno della natura, si vedono le zone perilagunari, si vedono gli argini del fiume Stella, del Tagliamento, le bellezze di Marano Lagunare, dei boschi planiziali di Muzzana, di Carlino, quindi c'è un lavoro che è andato per le lunghe, bisogna essere onesti, ma che a regime sono certo e siamo certi porterà una grande ricaduta di immagine, di turismo lento, reale e anche economiche sul territorio, perché ovviamente c'è tutta una fetta di turismo che oltre alle bellissime spiagge di Lignano Sabbiadoro cerca anche la possibilità di entrare nell'entroterra, di vedere cose nuove, di vedere aspetti paesaggistici, culturali e perché no enogastronomici, e il nostro territorio è pronto con la sua offerta. Molto bene. E Precenicco è pronto il comune a presentare, l'ha già presentato, il Lunari Pal Pais 2021, un bellissimo progetto in lingua friulana, quindi c'è anche l'Arlef che ha aiutato nella realizzazione di questo video. Io ho preparato una piccola clip da far vedere ai nostri telespettatori e poi ce lo presenterai anche tu, quindi vediamo la clip, un minutino. Io sì che ti ricordi, d'un clar da sal la fai speciata al cielo. Legri, tal lagnu, tra verdis, lungis, pensis, vultisadis, derbis ciaveladuris. Ma vinciains che volte, vedi, la guerra dal puar combattuta dentro, i tiei barazzi, la crodavi santa, ma troppo che sulla vita mingia navi, lo sai com'ho, che se mi fermi parcellati, tu spessai salagnu, cence voltavi in da ora. L'isers di nove quasi pes, par no sei di pies, dal pies anche paiat. Cuides, chiare ciaffueis. E anche questo video valorizza le bellezze di Precenicco, una realizzazione a cura di Radio Onde Furlane, sportello associato per la lingua friulana, circolo culturale e fotografico Anaxum, il finanziamento dell'Arlef. E questo insomma davvero un bel progetto, è un video lungo, lo vediamo adesso magari a breve in copertura mentre ne parli tu. Serena Fogolini adesso era presente nella clip con appunto, stava leggendo una poesia, quindi è davvero un bel progetto questo. Come nasce? Nasce dalla volontà di valorizzare un lavoro ormai oltre 25ennale del circolo culturale e fotografico Anaxum di Precenicco. Perché? Perché volevamo dare la giusta rilevanza alla loro produzione, nel senso che ogni anno scelgono una tematica e quest'anno è capitato lo Stella, il fiume Stella, che è l'elemento caratterizzante del nostro territorio più importante, se vogliamo. E avevamo la possibilità insieme come amministrazione comunale di utilizzare dei fondi che non sono stati usati in occasione della festa della patria del Friuli, e quindi ecco l'aggancio con l'Arlef. Poi Radio Onde Furlane con la stessa motivazione del legame territoriale, del legame alla nostra regionalità, e poi gli amici di Conte Curte, ecco un altro esponente che vediamo in video ora, che si sono prestati a leggere delle poesie selezionate da Stefano Lombardi, che è un nostro poeta locale, vincitore di molti premi e di molte segnalazioni a livello regionale e nazionale. Per cui da questa sinergia, grazie al coordinamento del mio assessore alla cultura e vice sindaco Edi Pozzetto, siamo riusciti a far nascere
questo particolare esperimento. C'è stata una parte fotografica molto importante, appunto fornita dal Circolo Fotografico, c'è stato un lavoro di regia interessante dato a un gruppo di lavoro molto bravo, come vedrete dalle immagini, se avrete desiderio di visionarlo. C'è tutto su internet, trovate su YouTube, trovate sui social del comune, per cui e chi ha la necessità e la volontà o il desiderio di ricevere il calendario di Precenicco trova anche le informazioni per poterlo poi avere. Ecco, questo con una semplice donazione, nel senso che il ricavato serve solamente a coprire le spese della produzione del calendario, e ci sembrava un bel metodo per iniziare questo nuovo anno, che speriamo sia migliore di quello che ci ha abbandonato. Assolutamente sì, comunque diciamo che in questo anno siete riusciti, nonostante appunto le difficoltà, a fare diverse cose. Nel 2021 avete altri progetti sicuramente da portare avanti, magari cercando di lavorare con più velocità rispetto al 2020, che vi ha visto gestire anche una pandemia in corso. Sì, i progetti non mancano, siamo in cantiere adesso con i ferri in acqua, come si suol dire, per iniziare le attività di realizzazione del bilancio di previsione dell'ente, e ci saranno anche qualche interessante sorpresa, perché fortunatamente le risorse sembra arrivino, e quindi si potrà andare avanti con più serenità in questo 2021, sperando che la situazione pandemica, anche con l'arrivo dei vaccini. Invito tutte le persone, anch'io quando sarà il mio turno farò il vaccino, come responsabilità personale e come responsabilità collettiva. Dobbiamo farlo per uscire da queste secche, e quindi ci spingeremo velocemente nel 2021 a portare a realizzazione, a termine, gli interventi già programmati, e inseriremo delle cose molto interessanti e finanziabili. Questo è il bello del discorso. Ce Certo. la faremo. Bene, questo è un bel messaggio in chiusura di questa diretta. Grazie mille al sindaco di Precenicco, complimenti per tutto ciò che state facendo, e complimenti a te che comunque in questa intervista non hai voluto valorizzare solo il tuo territorio, ma anche i territori limitrofi, e questo sia di buon auspicio anche per tutti gli altri, no? In ascolto, così bisogna fare squadra. Assolutamente, il sistema funziona, non solo la singolarità. Bene. Buon lavoro, buona giornata al sindaco di Precenicco Andrea De Nicolò, grazie per questo collegamento in diretta. Grazie Alexis, e un saluto a tutti gli spettatori. Buona giornata. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroveremo ad ore 7.